Con queste parole voglio ricordare Arturo Dell'Oro. Abbiamo necessità degli eroi? Sì, certo, perché gran parte della formazione della gioventù avviene attraverso modelli che si ammirano. L'ammirazione è la chiave dell'educazione. Il ragazzo ammira sin da bambino i propri genitori e se essi falliscono si produce un senso di smarrimento. A scuola il ragazzo può ammirare i professori ed anche nel mondo del lavoro si possono incontrare persone ammirevoli. Il concetto di eroe va oltre la connotazione militare, come avveniva nei primi anni dell'umanità, quando gli eroi erano sempre persone vittoriose. Ma a volte dalla sconfitta si possono imparare lezioni molto più importanti che da una vittoria mal realizzata. La sconfitta contribuisce a fortificare il temperamento. Ci sono poi eroi che operano silenziosamente, persone ammirevoli che vivono senza far rumore e che attorno non hanno nessuna aureola. Oggi abbiamo una visione sbagliata, cerchiamo eroi spettacolari che al massimo sono come dei lampi luminosi che si accendono come fuochi d'artificio e che poi spariscono rimanendo scuri. Senza eroi o persone ammirevoli, la formazione dei giovani va alla deriva, perché ogni giovane cerca un suo modello. Se questo non è proposto dalla famiglia, dalla scuola o dalla Chiesa, il giovane cerca i propri modelli altrove. Questo è naturale e così vengono a crearsi degli eroi transitori di moda. Arturo Dell'Oro Gonzales era il fratello del mio bisnonno. La famiglia originariamente viene dal Piemonte e precisamente dalla città di Domodossola. Da lì emigrarono verso l'Uruguay. Dall'Uruguay si spostarono successivamente a Buenos Aires e dall'Argentina un ramo della famiglia, sia quella di Arturo che quella del mio bisnonno, emigrarono verso il Cile. La mia verso Valparaíso, mentre Alessandro, il papà di Arturo, verso il nord a Vallenar. Lì si dedicò all'agricoltura, ai vigneti e all'estrazione mineraria. Da padre emigrante italiano e madre cilena, Arturo nacque a Vallenar il 17 agosto 1896. Durante il parto, sua madre, Margarita, muore, lasciando suo padre Alessandro responsabile delle sue cure. Egli svolgerà attività minerarie e commerciali nella zona. All'inizio di maggio 1915 il giovane Arturo Dell'Oro ricevette la notizia dell'entrata dell'Italia in guerra. Per questo motivo si recò a Valparaíso, dove nel frattempo era stato costituito un comitato per il reclutamento dei giovani destinati al fronte europeo, per essere poi inserito nella lista dei volontari. Successivamente si imbarcò assieme ad altri discendenti italiani su una nave a vapore della Pacific Steam Navigation Company. Arrivato in Italia si arruolò tra i volontari del Corpo Aeronautico, una nuova specialità allora inquadrata nell'arma del genio del Regio Esercito, e studiò la specialità della meccanica aeronautica, venendo successivamente destinato alla base aerea San Giusto di Pisa. Fu qui che apprese ottime capacità nella manutenzione degli aeroplani, oltre che a provare in volo gli aerei al fianco di un pilota da combattimento, generalmente un tenente o un capitano. Fu così che questi esperti del volo comprovarono che Arturo Dell'Oro possedeva capacità e abilità naturali al volo, concedendogli quindi di provare egli stesso gli aerei dopo le riparazioni effettuate come meccanico pilota. Nei mesi successivi Arturo venne destinato alla seconda sezione dell'83esima squadriglia della Forza Aerea Italiana, unità situata tra Belluno e Mestre, che utilizzava aerei Nieuport 12. Nel novembre 1915 gli venne assegnata una medaglia d'argento al valor militare per un'azione eseguita nel cielo della Val Clusa nel Bellunese e qualche tempo dopo ricevette anche una promozione per merito di guerra al grado di sergente. In questa epoca i biplani possedevano solamente la mitragliatrice, la quale si bloccava facilmente per il surriscaldamento. Nell'agosto del 1917 erano arrivati ordini dall'Alto Comando Aereo. I piloti dovevano essere pronti a volare dalle 6 della mattina fino all'imbrunire. Comunque avrebbero dovuto fare un'ora di volo per intercettare la presenza di aerei dello spionaggio nemico.
Arturo era arrabbiato perché nel corso del combattimento precedente gli si era inceppata la mitragliatrice e l'aereo austro-ungarico, che era un aereo bombardiere a 2 posti, bombardò un ospedale nella zona di Belluno. Questo attacco venne considerato in modo molto negativo perché non era nello stile di quella guerra bombardare ospedali o punti strategici. Arturo, insoddisfatto per non essere riuscito a fermare l'attacco, minaccia che se gli si fosse bloccata nuovamente la mitragliatrice avrebbe preso quota e si sarebbe gettato direttamente contro l'aereo nemico. La mattina del 1 settembre 1917, Arturo Dell'Oro prese il comando del suo biplano Nieuport 12, provò le mitragliatrici che spararono correttamente e si diresse alla zona di volo che gli era stata assegnata per effettuare pattugliamento e ricognizione. Stava sorvolando la città di Belluno, vicino alle montagne, quando in uno dei giri di osservazione vide alla sua sinistra un aereo austriaco che stava passando la frontiera in linea diretta verso il cammino delle truppe italiane che stavano avanzando. Questi avrebbe potuto riferire l'avvistamento al suo ritorno alla base di Linz, in Austria. Dell'Oro salì rapidamente, con il sole alle spalle e a circa 100 metri dall'altro aereo aprì il fuoco, ma le sue mitragliatrici si bloccarono. Il pilota austriaco dell'aereo Albatros non lo aveva visto perché probabilmente stava fotografando le truppe e perciò continuava a volare in quota. In questo momento Dell'Oro prese la decisione di lanciarsi in picchiata verso l'aereo austriaco. Fu così che dopo la collisione i 2 aerei caddero in fiamme in un prato vicino alla città di Belluno, di fronte a un centinaio di testimoni. La sua salma e quella dei 2 aviatori austriaci da lui abbattuti, al termine delle esequie a cui prese parte una folta rappresentanza popolare, furono solennemente traslate nel cimitero di Belluno. Quest'uomo è un eroe per l'Italia. Un eroe per il Cile, egli compì un gesto impressionante. Così, in modo valoroso, perse la vita il pilota italo-cileno Arturo Dell'Oro, dando gloria all'aeronautica cilena ed anche a quella italiana. Il 3 gennaio 1918 gli venne assegnata la medaglia d'oro al valor militare alla memoria, massima decorazione militare italiana. Il Museo Marittimo Nazionale del Cile conserva all'interno delle sue collezioni un pezzo molto importante, che è il casco del pilota aviatore Arturo Dell'Oro. Richiama l'attenzione il perché un elemento che non ha nulla a che vedere con la Marina faccia parte della collezione di questo museo. Non siamo a conoscenza di quando arrivò, non sappiamo chi lo portò e non conosciamo la data. Un insieme di dati che, per qualche motivo, non sono stati registrati nel nostro inventario. Un casco che è molto semplice nella sua costruzione, un pezzo di acciaio stampato creando la forma del casco. Un pezzo come probabilmente migliaia di quelli prodotti nel corso della Prima Guerra Mondiale. Qualcuno ebbe però la precauzione di apporre un elemento importante di esso, ovvero di segnalare all'interno il nome del suo proprietario originale e le medaglie che questo ricevette. Per questo motivo il casco è sicuramente collegato alla figura di Arturo Dell'Oro. Alla sua memoria, il 19 giugno 1921, gli fu intitolato il campo d'aviazione di Pisa San Giusto e qualche tempo dopo avvenne lo stesso per l'aeroporto di Belluno. Molte sono le strade a lui intitolate sia in Italia sia in Cile. Nel paese sudamericano gli fu intitolata anche la scuola italiana di Valparaíso. Nel 1924, inoltre, Arturo Dell'Oro venne nominato cittadino onorario della città di Belluno. Sono contento e soddisfatto di questa giornata
a ricordo dei 100 anni della morte dell'eroe Arturo Dell'Oro, morto proprio nei cieli bellunesi. È stata una giornata piena e significativa, prima col sorvolo di 3 aerei storici, poi con la fumata tricolore italiana e cilena sopra il Piave e nel centro di Belluno. Vorrei ringraziare per questo invito a questa cerimonia e complimenti per l'organizzazione, soprattutto perché per noi Arturo Dell'Oro è un eroe, è una mostra dell'amicizia italiano-cilena. E questo è un regalo per i cileni, perché noi abbiamo celebrato soltanto l'altro ieri 207 anni di indipendenza nazionale. Le attività che stiamo realizzando sono dal mio punto di vista molto importanti, perché fatti come la morte di Arturo Dell'Oro ci servono come ispirazione, un elemento dal quale prendere spunto per trovare la motivazione che ci serve per la vita di tutti i giorni, per lavorare allo sviluppo delle nostre società, ma senza aspettare che siano atti importanti come quello molto significativo che fece Arturo Dell'Oro. A volte la vera sfida è proprio sforzarsi di realizzarli nella routine quotidiana tutti i giorni. Per avere donne e uomini veri è necessario che i giovani, durante gli anni di formazione, possano misurarsi e confrontarsi con gli uomini che, nel corso dei millenni, hanno reso possibile un nostro sguardo chiaro al futuro. Ricordiamo perciò quella frase del Medioevo che affermava: se oggi possiamo vedere così lontano è perché non siamo altro che nani sulle spalle dei giganti. E Arturo Dell'Oro è stato ed è un modello da seguire, un grande eroe, uno dei giganti sui quali appoggiarci per poter vedere lontano e volare alto.